Benvenuti, ben svegliati a 7 in punto, benvenuto al nostro ospite Romolo Guernieri, un cognome che probabilmente immediatamente ai più fa ricordare una drammatica pagina della nostra storia veneta, perché era il 4 gennaio del 2008 quando una famiglia di Ponzano Veneto in vacanza in Venezuela, mamma, papà e 2 bambine, precipita con un velivolo mentre da Caracas si stanno recando Los Roques. A bordo di questo velivolo ci sono anche altri italiani. Il velivolo scompare, anni di ricerche finché viene individuato. Ma facciamoci un po' raccontare questa storia da Romolo Guernieri, che è il papà di Bruna Guernieri, la mamma di questa famiglia scomparsa, inghiottita nelle acque di Los Roques. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. 4 gennaio 2008, sua figlia, suo genero, le sue nipoti in vacanza a Caracas spariscono. Lei oggi è qui perché dopo anni, 1 anno e mezzo fa, dopo 5 anni circa di ricerche inutili, 5 anni e mezzo, viene individuato il velivolo a centinaia di metri di profondità. 970. La promessa delle autorità venezuelane, credo anche italiane, di recuperare il velivolo con la speranza che a bordo, si presume, le salme siano rimaste intatte, insomma portare a casa almeno le spoglie dei vostri cari. Qualcosa per poter fare una tomba e portare un fiore, una preghiera. Però da 1 anno tutto tace. Allora noi, dopo la riunione che abbiamo avuto con il capo della protezione civile Gabrielli e tutto l'entourage della Farnesina, che adesso non ho l'elenco dei nomi, ma ce l'ho a casa, e mi hanno spiegato, assieme ai Missoni, ecco sì, perché bisogna ricordare che purtroppo il 4 gennaio di 5 anni dopo, nel 2013, stessa sorte tocca alla famiglia Missoni e la famiglia alla Foresti. compagna e a 2 amici. I Foresti che però il loro velivolo è stato trovato ad una profondità inferiore, recuperati, sì, dicono dei resti, ma poi anche qui è tutto un po' confuso. E quindi sia voi che la famiglia Missoni e degli altri italiani siete in stand-by, non sapete... No, praticamente dei Missoni, da quello che mi risulta, dovrebbero aver chiuso, perché le ricerche, quello che dovevano recuperare, hanno recuperato, hanno individuato solo, attraverso il DNA, solo... non so cosa, frammenti, la compagna di Missoni e del copilota. Il resto è tutto sperso nel mare. Un mesciotto, dico in dialetto, che non capisce più niente. Nel vostro caso? Nel nostro caso invece si dice, il nostro esperto, il comandante Mario Picca, dice che a quella profondità, essendo l'aereo intatto, perché ha solo un'ala inclinata, e a quella temperatura, che dovrebbero essere temperature molto basse, i corpi dovrebbero essere intatti, però bisogna andare lì. Vogliamo ripercorrere 5 anni e mezzo di ricerche, tanto per far capire, perché lo ribadiamo, la tragedia nel 2008, però il ritrovamento del velivolo avviene 5 anni e mezzo dopo. Sì. Perché era così difficile o perché ci sono stati degli intoppi? Vogliamo un po' ripercorrere tutto l'iter di questa vicenda drammatica? Prima di arrivare all'accordo ci sono state delle trattative, delle cose tra il governo italiano. Diciamo, le ricerche non sono partite subito il 5 gennaio? Allora le ricerche loro hanno dichiarato, fatto vedere che c'erano elicotteri, che c'erano navi e compagnia bella, mentre invece sembra che non c'era nessuno. Dopo siamo venuti a sapere, perché i loro miseri mezzi che hanno erano verso la Colombia o non so dove per altre cose. E quindi io sono andato là dopo 5 giorni, 4-5 giorni, e allora a capo della cosa c'era il generale
non mi ricordo, c'era un generale che questo le autorità venezuelane, però l'autorità venezuelana mi aveva detto che la Farnesina immediatamente, visto che era scomparso, questo è, cioè vi ha sostenuto? Sì. Questo mi aveva detto, guardate, dice che noi qui in Venezuela al massimo possiamo fare ricerche fino a 150 metri, quindi se Chavez non permette, non dà l'autorizzazione a far venire qualche azienda straniera, e da lì sono cominciato le trattative. Della serie dovete pagare voi le ricerche? Oltre che avere l'autorizzazione, il governo italiano suppongo adesso. Ma no? diciamo per i patti internazionali, perché anche il Venezuela mi pare che fa parte di un patto internazionale che avrebbe l'obbligo di recuperare, di fare, ma sa. E questa trattativa, a un certo momento loro incaricano una ditta venezuelana, nonostante che noi avevamo presentato e cercato di una ditta italiana, la Impresub di Trento, che devo anche ringraziarli perché hanno perso solo tempo, poverini. E niente, questa tira, parla e molla, insomma, arrivano, il contratto dovrà essere perfezionato e fatto insieme tra i venezuelani e gli italiani. Se non che a un certo momento vanno su l'ammiraglio Vitalloni, incaricato dalla Farnesina, e il nostro Mario Picca per definire questo contratto e definire anche la zona di ricerca, perché loro non sapevano neanche da che parte cominciare. Il nostro invece comandante, aveva già definito l'area e difatti l'hanno trovato dove diceva lui se era accaduto. E si sono trovati il contratto già bello fatto come volevano loro. Metà deve pagare lo Stato italiano, fatto da loro, ma metà deve pagare lo Stato italiano. Ma per non, se no si va peggio ancora, hanno accettato e va bene così. E dopo, una volta c'era la barca che non andava, quell'altra c'era qua, quell'altra c'era là, ma in effetti è arrivato un momento che l'ammiraglio Vitalloni è riuscito ad andare in contatto direttamente con questa ditta americana che aveva questo che aveva scelto le autorità venezuelane? No, perché il Venezuela non può avere affari con gli americani, perché ma siccome l'appalto l'ha fatto un venezuelano napoletano, tra l'altro, vabbè. Allora in effetti per loro era venezuelano, capisci? Ma la ditta era americana. L'ammiraglio Vitalloni è riuscito ad andare in contatto con il presidente di questa società, la Lafayette, e da lì poi è venuto fuori che i soldi glieli ha promessi direttamente, senza che lo Stato italiano passi i soldi al Venezuela, perché loro volevano soldi subito. Volevano soldi, voleva dire mangiare loro, soldi. Le autorità venezuelane? Autorità venezuelane, quelli dell'ENAC, d'accordo con quello che aveva preso l'appalto, perché bisognava dare la caparra, quella. Invece l'Italia ha pagato a operazione compiuta. E c'è stato, visto io, la corrispondenza, e da lì sono sorte, una volta poi erano iniziate le ricerche, doveva arrivare la nave, perché poi c'è stato il problema di quella volta che ha preso tutti fuoco i pozzi del petrolio in Messico, quindi le navi erano impegnate. Doveva arrivare una nave oceanografica, ovviamente, che doveva fare questa ma devono essere anche attrezzate con un certo robo, con un certo. E a un certo momento la nave va in cortocircuito, si brucia tutto l'impianto elettrico, poi questa nave l'hanno dovuta buttare via. Quindi mettere a posto un'altra nave, compagnia bella. Finalmente iniziano, mi pare che dopo un giorno o due. Iniziano in che anno però? Sempre del 2008? Sempre, sa che adesso, ma penso sempre nel 2012. Quindi 4 anni dopo? Sì, 4 anni e mezzo dopo, 4 o 5 anni dopo. Sì, ok, perfetto. E di notte dormivano,
il ROV, si chiama ROV, quello che Sì, andava no, solo. però va- No, la nave si era spostata, andata vicino alla costa, è andata a sbattere sui scogli, quindi hanno dovuto riportare tutto in America, rifare tutto Però- il coso, però insomma dopo l'hanno fatta E hanno trovato. e hanno trovato. Ora lei... Ora, dopo la faccenda dei missoni nella loro disgrazia hanno avuto un po' di fortuna che c'era la nostra, perché sennò avevano voglia loro che arrivasse la nave, anche se erano i missoni. No. Non cambia nulla. Gliel'avevo detto io subito ai missoni, perché ci hanno telefonato subito, ci siamo stati in contatto. Quindi Però diciamo che la faccenda Missoni, dal punto di vista mediatico, ha mosso un po' più l'elenco. Logico. Missoni non sono Guernieri Durante. Ma sa, Missoni. Lei però è qui oggi anche perché vuole lanciare un appello, perché dopo che è stato trovato il relitto c'è stata una promessa sia dal Venezuela che anche credo Venezuela, poi, dall'Italia di avviare il recupero in occasione di questa spoglie. riunione Gabrielli mi ha detto: guarda, dice, io non ho possibilità a disporre la ricerca, a erogare soldi, però dice, ci ha fatto capire chiaramente, visto che ne hanno tirati fuori, sicuramente il governo italiano non si tirerà indietro se per fare questa operazione. infatti noi abbiamo cercato e avevamo anche una lista di persone da rivolgersi. Ci siamo rivolte più di qualche volta, ha chiesto noi direttamente, il comandante direttamente, neanche dato più una risposta. Lei lancia un appello anche alle autorità locali. Io vorrei lanciare l'appello, perché io, siccome si sono dimenticati tutti di voi. Io sono ignorante, non capisco niente, però so che quelli che vengono votati, che vanno a Roma, io non levo i senatori, dovrebbero fare l'interesse delle persone e dovrebbero essere vicini alle persone nel momento del bisogno. Lei ha pensato, questa è una domanda magari fastidiosa, lei ha pensato che trattandosi di persone che non ci sono più, forse può passare anche del tempo, tanto la situazione non cambia? Ormai il voto non glielo danno più quelli. Ecco, e questa è l'amarezza più grande. Capisci? E vogliamo spiegare qual è la differenza? Mi duole dirlo, però quelli si fanno sentire quando hanno bisogno del voto. Vogliamo spiegare magari anche a chi ci ascolta qual è la differenza che può passare tra avere una tomba su cui piangere e piangere nel ricordo? Almeno ogni tanto vai là e le metti un fiore, e se no cosa abbiamo? Niente. Come si sopravvive a una tragedia così grande? Si sopravvive, signora, che a un certo momento io e mia moglie sembra che siamo fuori di testa, ma non è così, perché mi sono informato no, ma io credo che ci voglia da un prete, anche se io non è che sia molto cattolico. Sì, sono cattolico, ma non bigotto. Credo che bisogna passare da un attraverso prete, un certe studioso, situazioni. che noi praticamente è quasi una consolazione, è andata tutta la famiglia e non c'è niente da fare. Basta, finito tutto. E il pensiero non va mai a queste bambine, oggi a questo studioso le ho chiesto, dico, ma padre, ma non è che io sia fuori di testa? E questo mi dice, no, dice, non sei fuori di testa. Dopo 2 o 3 mesi l'ho trovato a Caprile, che lui aveva forse sarà anche morto adesso, era amico del giornalista Stella, e abbiamo cenato assieme a degli altri amici. E allora mi ha battuto, senti, dice, guarda che ci ho pensato molto a quelle parole che mi hai detto, non sei pazzo, no? E noi, è una specie di consolazione, sono andati tutti però adesso sono rimaste le foto. Sarebbe giusto che se si possono recuperare. Ma io quando penso che, per esempio, lei pensa a quella volta che hanno fatto il recupero degli albanesi, cosa hanno speso? Tra l'altro c'è anche un dato, non so se l'abbiamo detto. Con gli extracomunitari fanno di tutto e di più, ma io non è che non voglia che sia invidioso. Però, tutti? Qui ci sono, non sono solo i nostri. Noi purtroppo, noi ne abbiamo 4, ma sono 8. Sì. Tra l'altro c'è un dato, no? Perché uno dice come a 1000 metri di profondità cosa volete ritrovare? Invece no, proprio perché si trova l'aereo intatto i mezzi ci sono, è una questione sono anche ancora intatte, ecco. Ma insomma i mezzi ci sono. Tiriamolo su. È una questione di soldi.
Senta, quando è successa questa tragedia, la vostra e poi successivamente anche quella dei Missoni, si sono ipotizzate molte cause, no? Addirittura un dirottamento, traffico di organi. Sì. Oggi invece siete assolutamente sicuri che sia stato un incidente? Diciamo che per noi già avere individuato l'aereo con sicurezza, perché se ce l'avessero detto loro non ci credevo mica, ma siccome sulla nave c'era il nostro comandante e anche l'ammiraglio Vitaloni... E avete una foto purtroppo del relitto? Ci sono le foto e diciamo che per noi è stato un sollievo molto molto grande, perché almeno avete una perché il spiegazione. problema, noi familiari, anche con i familiari del mio genero, diciamo non ce lo siamo mai detto in faccia, ma chissà, avranno i bambini, avranno il traffico di organi, però tutti lo pensavamo e ce lo tenevamo. Che è drammatico, è drammatico perché... Tragico nel tragico. Ecco, e lì alla notte quando ti svegliavi pensavi che basta, non si dormiva più, quello è il problema. Almeno, ecco, questo ci ha... Sono là. Mia figlia piaceva il mare, solo il mare, lei è il mare. Stavano andando in vacanza? Facevo un lavoro che era più in aereo che a casa. Però quella vacanza, giravano, volevano portare le ragazze. Quella vacanza perché voleva andare, lei aveva, so sulle foto, lei aveva visto dei capelli corti, aveva la psoriasi e il mare, il sole le faceva, quando aveva un po' di giorni, siccome viaggiava molto, accumulava i punti per i viaggi, allora... Insomma, solo che in questi paradisi purtroppo stavano anche bene economicamente, servizi... aveva un bel posto di lavoro e lei quando aveva tempo... Però lì i collegamenti non sono curati, tanto bello il paradiso naturale quanto... Cioè, aerei ne precipitano parecchi? Da quello che lei ha sentito e saputo? Sì, ce ne sono. Ci sono incidenti, succede spesso. Solo che è abbastanza normale per loro. Sì, a volte non si sa se succede lì loro internamente. Che poi mi diceva proprio prima che mentre eravamo fuori onda, cioè, se è capitato anche ai Missoni che magari di possibilità ne avevano, sì, avranno organizzato una vacanza in sicurezza, eppure quello... Non le ho detto, lì quei giorni là purtroppo usano tutti gli aerei perché c'è tanta gente, specialmente il rientro, perché quando hanno finito, mia figlia invece stava andando, ma è la stessa cosa come aerei, capisci? Quindi, e allora usano anche quello che non dovrebbero usare, ecco. Controlli, ce ne sono. Non c'è neanche il radar, lo so che non c'è mica niente, sì, da vista no. E così però, io ho avuto diversi amici che sono andati, avevo un cliente che è andato 3 volte e dice che la spiaggia è il posto più bello del mondo. Certo. Dicono. Bisogna mettere in palio il rischio però. Però è così. Un'ultima cosa, il ricordo di sua figlia, delle sue nipoti, di suo genero, la consolazione. Non so. Erano talmente, oltre che essere nipoti, i bambini, che come si fa a non volerle bene, diciamo che metà, non direi metà, ma un quarto della loro corta vita, le bambine le ha allevate mia moglie, perché mia figlia purtroppo col lavoro a volte, specialmente finché non andavano a scuola, quando viaggiava per lavoro stava via diverso tempo, allora venivano là, quindi eravamo attaccati. Capisco. Ecco, la sera del 2, il 2, siamo andati a salutarli, ci siamo trovati, siamo andati a cena in un ristorantino là, vicino dove abitano, e la più grande, mi ricordo che l'ho baciata fuori sul piazzale, un bacio, dico, Emma, vieni col nonno che andiamo a sciare, perché l'anno prima aveva imparato a sciare con un mio amico. No, dice, adesso vado, ma quando torno andiamo, sai. E siccome io ho un'altra figlia che abita da quelle parti, e passo spesso e guardo là, dico, questo è stato l'ultimo. Io la ringrazio, signor Romolo, perché non è facile, credo. Sempre... Un'ultima cosa, vorrei ancora fare un appello. Ecco, infatti, era proprio quello che le chiedevo. Ai politici, perché ci sono sempre 8 italiani. Ricordiamoci che ci sono 8 italiani. E hanno diritto di avere una tomba. Erano persone normalissime,
E noi abbiamo la famiglia, le spiego un po', quella di Roma, la signora Dina Galli, aveva quel figlio là che era in viaggio di nozze, era rimasta vedova, che aveva 6 mesi questo ragazzo, ha vissuto per lui, non si è mai sposata, le ha fatto la casa ancora intatta là con tutto. Sì, ci vuole un po' di attenzione. Capisci? Certo. Noi ci associamo all'appello del signor Romolo Guernieri, si faccia qualcosa per recuperare appunto questi italiani, perché credo che sia un sacrosanto diritto per questa famiglia. Io ringrazio, subito dopo la pubblicità torniamo in studio sempre con 7 in punto. Grazie.